Una vittoria che poteva essere e non è stata, recrimina il Sant'Agata che incappa nell'ennesimo pareggio casalingo, il quinto per 1-1 su 7 complessivi al Fresina che lascia i biancoazzurri al penultimo posto in classifica. Una sfida che si infiamma nel recupero del primo tempo quando Rondinella di testa gira verso la porta e con Cannizzaro che in tuffo respinge, ma la signora Nicole Puntel, su indicazioni del primo assistente, convalida il gol al Pompei ritenendo che la palla abbia superato del tutto la linea bianca e scatenando al contempo le vibranti proteste santagatesi. I biancoazzurri però non si danno per vinti e nella ripresa sfiorano più volte il pareggio, prima con Bova, poi con Nunzi che di testa trova un super D'Agostino a dirgli di no, quindi con Dorato che manda alto non di molto e infine con Faccetti che centra il palo alla sinistra del portiere. Gli sforzi del Sant'Agata vengono comunque premiati al minuto 66 quando Abate raccoglie l'ennesimo assist stagionale di Catalano e di testa mette alle spalle di D'Agostino facendo esplodere di gioia i tifosi del Fresina. Per Abate si tratta invece della seconda rete in campionato. Nel finale i biancoazzurri cercano la vittoria ma i loro tentativi non sortiscono l'effetto sperato. Il Sant'Agata rimane al penultimo posto con 24 punti e con 2 lunghezze di vantaggio sull'Ocri ultimo, mentre il Pompei si porta a 35 confermandosi in nona posizione.